incrociata c'è, soltanto Dio adorerò, no turning back. Non mi vergogno più di te, non darò ascolto ai pensieri miei, alla presenza tua starò, no turning back. Te, no turning back. Oh, 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 oh. Io non mi tiro indietro. Oh, 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 oh. Io non mi guardo indietro. Oh, 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 oh. Solo te io seguirò. No turning back. Oh, 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 oh. Io non mi tiro indietro. Seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no. Gloria a Gesù. Alleluia. Santo sei, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Io resterò sempre con te.
Presiedi questo culto, Spirito Santo. Presiedi questo culto, Signore. Chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. Signore, grazie perché lo possiamo proclamare liberamente questa mattina, Signore. Tu sei il nostro Dio. Signore, lo vogliamo proclamare, non farci zittire, perché, Signore, tu sei tutto per me, noi non possiamo fare niente senza di te. Questa mattina, Signore, veramente vogliamo dedicarti la nostra lode, la nostra adorazione. Vogliamo aprirti il nostro cuore completamente. Qualsiasi siano i nostri pensieri, Signore, che riguardino la nostra salute, problemi familiari, Signore, dei pesi che abbiamo nel cuore, Signore, li diamo a te, li lasciamo ai tuoi piedi questa mattina, perché la nostra lode sia limpida davanti a te, veramente libera. Signore, ti preghiamo per quei fratelli, per quelle sorelle che non possono farlo liberamente, Signore, per la tua Chiesa che soffre, ti preghiamo. E noi vogliamo gioire e godere questa mattina di questo tempo insieme, in cui possiamo proclamare il tuo nome, tutti i tuoi nomi, Signore. Grazie Gesù per questi miei fratelli e sorelle che sono qui stamattina, per gli amici, per chi ti sta cercando che ti possa trovare questa mattina, Signore. Grazie, grazie oh Padre, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, gloria a Gesù. Santo sei, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Sono qui sulle ginocchia, qui io aspetterò. Stringimi fra le tue braccia, qui io cerco te, io voglio te, io mi arrendo. Riempimi fino in profondità, ho fame di te, ho sete di te. Io so che senti il mio grido a te, parlami adesso, parlami adesso. Io mi arrendo, io mi arrendo. Voglio conoscerti, voglio conoscerti. Io mi arrendo,
che vuoi, fai ciò che vuoi in me. Fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me. Io mi arrendo. Io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio conoscerti. Io mi arrendo, io mi arrendo. Voglio conoscerti, voglio conoscerti, io mi arrendo. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito.
Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, del cuore mio. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei il mio Dio, non dubito. Grazie Signore, che questa mattina fiduciosi veniamo davanti al trono della grazia, non per le nostre opere, ma perché tu ci hai dato libero accesso di presentarci al trono della grazia con piena fiducia. Ascoltiamo. Scusate, sono un po' emozionato. È la prima volta che canto in questa chiesa. In questo Mi sei accanto, ti voglio sentire, sentire dentro il mio cuore, con la tua mano, puoi tu toccare il mio cuore per aprirlo, Signore. metti la mano sul tuo cuore, dice con tutto il cuore stamattina. Tocca il mio cuore, tocca il mio cuore, ho tanto bisogno della tua mano, Signore. Oh sì, tocca il mio cuore, tocca il mio cuore, io ho tanto bisogno ogni giorno della tua mano, Signore. in questo Momento, proprio in questo momento Gesù è qui accanto a te. mi sei accanto, ti voglio sentire, sentire dentro il mio cuore, con la tua mano, puoi tu toccare
Gloria a Dio. Alberto, dopo ti chiamo, accomodati un attimo perché sentiamo grazie, gloria a Gesù. Quando i canti sono ispirati dallo Spirito Santo si sentono, vero? Credo che questo canto sia stato anche scritto, ispirato dal fratello Alberto in un momento particolare della sua vita sicuramente, perché i canti ci vengono proprio ispirati proprio in momenti particolari, quando ci sono delle situazioni e quindi lo Spirito Santo ci guida, almeno per un musicista, per uno che ha questo dono, e sono di benedizione per tantissime generazioni, io credo che questo canto continua ad andare avanti. È stato scritto negli anni 87-88, pensate. Ed è stato di grande benedizione per tante chiese, ancora che lo cantano ancora, meraviglioso. Gloria a Dio. C'è un'amicizia che ci lega da diverso tempo con Alberto e sua moglie, Elisabetta, da tanto tempo, da quando io entrai nelle CCP, nelle Chiese Cristiane Pentecostali Italiano, entrammo lì, proprio ci fu questo rapporto particolare io e lui. Lui è molto comico, è una cosa incredibile, mi fa morire dalle risate. E quindi pensate, poi io alla fine facevamo i raduni, ci mettevamo io e lui a raccontarci barzellette, era quello che poi ci consolava un po' perché ai convegni pastorali si raccontano sempre magari un po' di problemi, ma con lui era una cosa incredibile. E io proprio amavo stare con lui perché è un soggetto unico, è una cosa incredibile. Va bene. E per me è stata una gioia averlo qui perché al di là del fatto della denominazione dove una chiesa è appartenenza, che noi siamo usciti cioè abbiamo deciso di poi entrare nell'Elim, però c'è sempre questo rapporto di amicizia, di stima reciproca, così come i fratelli delle Assemblee di Dio, come altri fratelli che ci stimiamo, che ci vogliamo bene, perché in cielo non c'è la denominazione. In cielo ci sono tutti coloro che hanno lavato le proprie vesti nel sangue dell'agnello. Amen. Ma è bello poter avere ancora questi rapporti di amicizia. Io gli ho detto che prima o poi andrò a Sciacca. Dovevamo andare l'anno scorso perché il mare a Sciacca è bellissimo, proprio stupendo. E allora lui mi aveva già trovato un appartamento, poi c'è stato qualcosa che ci ha bloccati di non andare, però ho detto che andrò a Sciacca sicuramente. Magari potremo fare anche un bel viaggio, organizziamo e andiamo tutti quanti a Sciacca. Però gli ho detto basta che non mi chiami a predicare perché io quando vado in ferie sono in ferie. E lui mi ha detto non sta neanche a partire. Va bene, Alberto, vieni, sentiti libero, poi Elisabetta, vedete voi, hai la piena autonomia, il Signore sicuramente benedirà la tua vita e la nostra vita. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Sì, sì. Dio ti benedica. Allora, per quanti non è importante conoscere me, è importante che conosciamo Cristo Gesù, però innanzitutto voglio ringraziare Dio per l'opportunità, il privilegio, l'onore che mi ha dato di poter essere qui con voi. Ringrazio la famiglia Palma, Giovanni per l'ospitalità, ci stanno viziando e io ho detto rischiamo di tornare di nuovo così. Ringrazio veramente Dio per quello che fa nella nostra vita, lei e mia moglie, Elisabetta, una bella ragazza. Se vuole salutare la chiesa, Dai. Ok, sono grata di essere qua con voi, per me è un piacere, un onore. Ringrazio tutta la chiesa, il pastore e grazie per ogni cosa. Dio vi benedice tutte. Amen. Grazie. Mia moglie è di poche parole. Le cose sono al contrario, qui parla il marito e la moglie parla poco. Il marito parla assai. Gloria a Dio. Dicevo che anche a Gian dicevo che per me è un onore, una responsabilità esporre la parola di Dio. E quando veniamo alla presenza di Dio, cioè la presenza di Dio è già in noi, però poi quando ci riuniamo insieme, io non mi sono mai abituato a questo e non mi ci voglio abituare, perché ogni volta è un qualcosa di straordinario, di eccezionale, di meraviglioso. E non voglio mai abituare alla presenza di Dio, perché
Se uno si abitua, vabbè, è un onore, un privilegio. Ve lo dico io che sono da 54 anni nella fede. Io ho 62 anni, il prossimo mese ne farò 63. Il tempo passa, sono stato ragazzo pure io, giovinotto. Noi abbiamo conosciuto il Signore quando avevo 8 anni, 9 anni appena, ero un bambino. Però posso dire che fin qui, come dice anche la Bibbia, il Signore si è preso cura di noi. Non abbiamo avuto una vita facile, però se oggi sono qui, se oggi sono quello che sono, è per la grazia di Dio. Per la grazia di Dio. Io credo che anche la mia venuta qui, la nostra venuta con mia moglie, anche l'invito, non è un caso. Io credo che Dio ha sempre un progetto per ognuno di noi. Sapete, Dio ha un progetto con ognuno di voi. Dio non ti ha chiamato per frequentare una chiesa, andiamo in chiesa, tu sei la chiesa. La chiesa sei tu, come la coppia sei tu, la chiesa sei tu. La chiesa siamo noi. Noi siamo membra, organi l'uno dell'altro, se questo lo comprendessimo realmente. Molti pensano invece di essere un accessorio, sono una giacca, un pantalone, una camicia, una mutanda. No, tu sei membro del corpo di Cristo. E quando tu non funzioni, danneggi tutto il corpo. La Bibbia dice che il corpo cresce mediante il contributo che ogni membro fornisce. Perciò bada a te stesso e bada anche ai tuoi fratelli che sono vicino a te, perché loro fanno parte di questo corpo. Amen. Prima di iniziare voglio che vi salutate un attimino. Saluto la persona che è davanti a te, a fianco a te, dai la mano, ti puoi incalzare, salutala e digli una cosa. Di questo qui mi ha convinto. Replay di nuovo. Saluta e di: io ho bisogno di te perché tu fai parte di me. Dillo al fratello e alla sorella: io ho bisogno di te perché tu fai parte di me. Io ho bisogno di te perché tu fai parte di me. Gianni, io ho bisogno di te perché tu fai parte di me. Ed è così. Noi facciamo parte l'uno dell'altro. E vi posso dire un'altra cosa? Abbiamo tutto lo stesso gruppo sanguigno, Cristo positivo. Amen. C'è questo sangue che scorre nelle mie vene, Cristo positivo. Gloria a Dio. Per me stare alla presenza di Dio è gioia. Io quando ci sono quelli che in alcune chiese siamo nella gioia, ma tu vedi le loro facce che sono le 6 del pomeriggio. E mi vuoi dire: Signore, la mia gioia, che va, inizia che... Ci sono alcune chiese che dicono: se il paradiso dovrebbe essere con te, meglio l'inferno. Cioè, sempre triste, sempre... gioia alla presenza di Dio. È un onore, un piacere, un privilegio. Gloria a Dio. Dio ci ha tirati fuori da una condizione disperata e ha messo tanta speranza in noi. Amen. Gloria a Dio. Sorridete. Smile, please. Voglio stamattina condividere con voi una parola. Io racconterò stamattina anche la mia esperienza, la mia vita, adattandolo proprio a un passo della Bibbia. In Romani 8,28, che conoscete sicuramente tutti quanti, questo passo è famoso, lo recitiamo spesso, che tutte le cose, come dice questo passo, tutte le cose, noi sappiamo, qui è Paolo che scrive, noi sappiamo che tutte le cose significa sia positive ma anche negative, sia le piacevoli ma anche quelle che portano dispiacere, sia le cose belle ma anche le cose brutte. Tutte le cose, ma non è per tutti, attenzione, tutte le cose cooperano al bene per chi? Per quelli che amano il Signore, non è per tutti. Se tu ami il Signore, se tu ami Dio, allora stai tranquillo che tutte le cose cooperano al bene. E sicuramente sai il modo per come noi amiamo Dio, sicuramente lo saprai, che tu non puoi amare Dio direttamente, lo sappiamo questo. Tu non puoi amare Dio direttamente, noi lo amiamo sempre indirettamente. Come? Nella misura che ci amiamo gli uni agli altri. Ci sono alcuni che dicono: io amo Dio, ma con te non ci voglio avere niente a che fare. Chiacchiere. Tu ami Dio nella misura che ami i tuoi fratelli e le tue sorelle. Io obbedisco a Dio, però al pastore non me ne frega niente.
No, caro mio, tu non stai obbedendo a Dio. Io in chiesa ci vengo per il Signore, satta a casa. Tu ci devi venire per i fratelli. Ci devi venire anche per i fratelli. Prima per i fratelli e poi per il Signore, perché se tu pensi venga in chiesa per il Signore, non ci stai venendo per il Signore. Ci stai venendo per toglierti il pensiero che è domenica, così poi mi levo sto pensiero. Scusate, io sono siciliano, non so se si è capito. Sono siciliano, sono nato a Sciacca, però ho vissuto in Germania. Ho vissuto 18 anni in Germania, tutta la mia infanzia l'ho trascorsa in Germania. Abbiamo conosciuto il Signore in Germania e una delle mie aspirazioni è diventare un pastore tedesco. Però, no. Amo la Germania perché... No, un pastore, in Germania i pastori sono tedeschi, no? Perché? Perché il primo amore, quando noi abbiamo conosciuto il Signore in Germania, i fratelli di lì non li posso scordare mai. Come dice Vera, è vero che il primo amore non si dimentica mai. E i primi fratelli, e così pure fra di voi, vero? Le prime persone, i primi fratelli con cui avete condiviso l'amore di Dio non si possono dimenticare, vero? E per questo dico la mia aspirazione. Io amo la Germania perché sono cresciuto lì e conosco pure quando un fratello, qualcuno veniva, quando eravamo in Germania, qualcuno veniva dall'Italia e ci portava una predicazione in italiano, qualcosa di fresco, era una grande gioia. Per questo ho questo desiderio. E chi lo sa che un giorno non diventerò un pastore tedesco? Meglio pastore tedesco che boxer. Perciò, gloria a Dio. E allora, al nostro... State bene? Mi volete bene ancora? Sì? Meno male. E allora, vi farò anche piangere stamattina. Io voglio adattare la mia storia a questo passo. Ora, qui Paolo, quando sta scrivendo questa lettera, questo verso, dove era Paolo? Sulla spiaggia? Qualche posto al sole su qualche isola? No, Paolo era in galera. Era in carcere, era stato maltrattato, era stato arrestato. Credete che Paolo abbia avuto una vita facile? Assolutamente no. Tutte le sue vicissitudini, se prendiamo in 2 Corinzi 11, 24, sta scritto: dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 3 volte sono stato battuto con le verghe. Una volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto il naufragio. E quando c'era Paolo doveva salire sulla nave, non lo voleva nessuno. Cioè, tu porti Iella qua, perché sei tu, affondiamo. Ho trascorso un giorno e una notte nell'abisso e così via. Poi lui racconta tutte le sue vicissitudini, tutte le sue difficoltà che ha vissuto. Però poi lui alla fine della sua vita fa questo resoconto: or noi sappiamo. E tu pensi che mentre che lo hanno lapidato, Paolo pensava che quella situazione era per il suo bene? Mentre lo stavano frustando, pensate che Paolo diceva: ah, che bello, questo sarà per il mio bene? Io so una cosa, che nelle situazioni in cui ci troviamo, se noi amiamo il Signore, quella situazione avrà un fine per il tuo bene, per il nostro bene. Come dicevo poc'anzi, Dio ci ha salvati, Dio ha un progetto con la nostra vita, con ognuno di noi. Dio ti ha salvato affinché tu sia uno strumento di salvezza. Dio ti ha perdonato affinché tu diventi uno strumento di perdono. Dio ti ha amato e ti ama affinché tu possa amare gli altri. Amen. Tutto quel progetto di tutto quello che fa Dio è per te, ma affinché la tua vita possa essere di utilità all'altro. E tutte le situazioni, le circostanze, le varie prove, le varie difficoltà che dobbiamo attraversare tutti quanti, se noi amiamo il Signore, tutte quelle situazioni ci formano. Dio vuole formarci. E il fine ultimo per cui Dio ci ha chiamati è uno solo, quello di assomigliare a Cristo Gesù, di quello di portare Cristo Gesù qui in questo mondo. Noi siamo chiamati a portare il cielo sulla terra. Quando pensiamo al cielo, il cielo, venga il tuo regno, il regno di Dio è in cielo, dove Dio regna, ma ognuno di noi dobbiamo portare questo regno qui sulla terra.
E noi portiamo il regno di Dio nella terra nella misura in cui assomigliamo a suo figlio. Assomigliare non significa che dobbiamo farci crescere i capelli e la barba, quelle immagini che danno di Gesù, ma è il suo modello, il suo carattere. Questo è molto importante che lo comprendiamo. E tutto questo, finché noi raggiungiamo questo, il fine di Dio per ognuno di noi, il mondo ha bisogno di Gesù, il mondo ha bisogno di vedere Gesù in noi, non ha bisogno di vedere Alberto Toto, ha bisogno di vedere Cristo Gesù nella nostra vita, perché sarà solo Lui a poter cambiare le cose. E noi siamo la Chiesa, noi siamo il corpo di Cristo, non comprendiamo quanto è importante, noi siamo già Gesù, il corpo non è scisso dalla testa, vero? Noi siamo il corpo di Cristo. Ma in tutto questo c'è una fase di formazione e di trasformazione. E Dio usa ogni mezzo, interno ma anche esterno, per modellarci, vero? Poi Dio ci ha dato anche ministeri, grazie a Dio, ministeri come il vostro pastore, come gli anziani, tutti coloro che si occupano della vostra comunità, e per trasmetterci gli insegnamenti, affinché questi insegnamenti, la parola poi ci trasforma, vero? E finché noi acquisiamo chi? Cosa? L'immagine di Gesù. L'immagine di Gesù. Le persone devono vedere Gesù in noi, come il suo perdono, il suo amore, vero? La sua grazia. Dio concede grazia a te nella misura che tu concedi grazia agli altri. Dio farà misericordia a te nella misura che tu farai misericordia agli altri. Tutto quello che tu fai agli altri sarà fatto a te. Questi sono i principi di Dio. Amen. Gloria di Dio, come dicevo, noi ci siamo trasferiti, anzi i miei genitori si sono trasferiti nel 61 in Germania e chiaramente io ero un bambino, avevo 1 anno appena, però quando sono nato c'è stato un piccolo difetto di fabbrica in me, avevo l'occhio storto, sono nato strabico e quest'occhio strabico era l'occhio destro e da quest'occhio non ci ho mai visto perché il cervello ha spento quest'occhio e la vista si era concentrata sull'occhio sinistro. Poi voglio dire, vi porto a comprendere perché tutte le cose coprono il bene per quelli che amano il Signore. Anche se oggi dico sono un servo di Dio, Dio mi ha affidato questo ministero perché c'è un processo dietro per poter essere stamattina qui. Chiaramente non crebbi con questo piccolo handicap, però essendo la vista concentrata tutto nell'occhio sinistro, non mi pesava più di tanto. Però durante la mia crescita ho avuto problemi sempre con gli occhi, ho avuto 3 interventi da piccolo. Grazie a Dio tutto il corpo stava bene, l'unico problema era quest'occhio che mi creava sempre problemi. Però fino a 15 anni, poi abbiamo conosciuto il Signore nel 1969, c'è stato il terremoto nella Valle del Belice e da lì poi i miei genitori hanno stabilito di andare di nuovo in Germania, che eravamo rientrati dalla Germania a Sciacca nel 68, nella fine 67, per restare a Sciacca e a gennaio ci fu il terremoto. Nella Valle del Belice, non so che qualcuno si ricorda, mia moglie è di Montevago, questo paesino che è stato completamente distrutto dal terremoto, e questo fu per noi un segnale che dovevamo di nuovo emigrare, siamo ritornati di nuovo in Germania e lì poi vedete Dio ci ha portato di nuovo in Germania e lì noi abbiamo conosciuto il Signore. Lì Dio si è rivelato a noi. Noi eravamo una famiglia cattolica, a modo nostro i miei genitori amavano il Signore perché gli era trasmesso questo. Purtroppo c'era molto pregiudizio nei riguardi degli evangelici. Nel lontano 50 anni fa e poi in Sicilia gli evangelici erano visti come dei traditori della Chiesa Cattolica, erano la streno delle prostitute, dei ladri, cioè erano offese quando dice evangelista te fasciste, cioè te fascista evangelista, come hai tradito, cioè hai fatto qualcosa di grave. E il primo a convertirsi è stato mio zio, fratello di mio papà, che lavorava in fabbrica con un pastore che chiaramente lo ha evangelizzato, lo portò la prima volta in chiesa e il Signore toccò il cuore di mio zio, fratello di mio padre. E questo non piacque per niente a mio papà, perché lui era il fratello maggiore, erano 9 figli, tutti in Italia, e lui aveva questa responsabilità di questo fratello minore in Germania, si doveva prendere cura di lui, e questo fratello minore che si era fatto evangelista era uno scandalo. Cioè ancora, ve lo dico in siciliano, e ora cucciurisce la famiglia, in italiano, ora chi glielo dice alla famiglia che tu ti facesti evangelista, cioè questa vergogna.
gli ha proibito di andare in chiesa, tu non ci devi andare più lì. Mio zio non l'ha voluto ascoltare e lo ha buttato fuori di casa. Noi abitavamo sopra e sotto, abitavamo nella stessa casa, e dice tu fin quando non cambi testa qui non ci devi mettere più piede, l'ha buttato fuori. Ma mio zio continua a persistere ad andare in chiesa, siccome mio padre non si poteva arrendere, mio padre era un tipo siciliano all'antica, che ogni cianfare mano, ogni mano era quanto due di quelle mie, e quando parlava metteva rispetto, e ho avuto grande rispetto per mio papà. Sapendo che non poteva dissuadere mio zio, un sabato sa che si riunivano, lui sapeva che poi sabato c'era il culto, e lui va in chiesa, mio padre, non per andarsi a vedere il culto, ma per andarsi a bisticciare col pastore che aveva convinto mio zio, cioè questo glielo faccio vedere io, che mi ha rovinato il fratello. Io non ci sono andato la prima volta in chiesa con mio padre, perché lui doveva fare, non so che cosa doveva fare, però so una cosa, era una piccola chiesa, erano una ventina, una trentina di persone, però sapete una cosa, anche se sono poche persone molto semplici, molto ignoranti, non conoscevano tante cose, però lì c'era Gesù Cristo. Lì c'era Gesù, mio padre non si fece conto che lì c'era Gesù. E quando lui mise i piedi in quel locale, Dio lo ha cambiato, lo ha trasformato nella prima sera. Era andato lì con delle brutte intenzioni, invece Dio ha toccato il suo cuore. Lo ha cambiato completamente. Quando è tornato a casa pensavamo che avesse fatto una strage, invece il suo padre dice, ma sapete che bello lì? Cantano, pregano in modo strano, però è bello. E sabato successivo ci ha portato pure a noi, e io per la prima volta, avevo 8 anni, 9 anni, non mi ricordo bene, ma ero un bambino, mi ha portato in questa chiesa evangelica, e quindi quando ho iniziato a pregare, mi sono mancato tutti forti, tutti pazzi. Pregavano in un modo strano, c'è chi diceva alleluia, c'è chi diceva gloria a Dio, gloria a Gesù, e si mancavano pazzi, invece poi grazie a Dio, Dio non ha nipoti, Dio ha solo figli, il Signore ha toccato pure il mio cuore. È una cosa bellissima, questa voglio raccontare. 3 settimane, dopo 3 settimane che andavamo in chiesa, alla fine del culto una sorella ci ha invitato a casa sua. Come spesso qualcuno di voi fa quando c'è un'anima nuova, vero? Si cerca di avvicinarla. Invitata a casa sua, ci ha invitato a casa sua per prendere un dolce. Aveva preparato un dolce, venite così ci conosciamo. E questa ci ha portato a casa sua. E mi ricordo bene che c'era mio padre, mia madre, io e mia sorella piccola, mio zio con sua moglie. Eravamo intorno a questo tavolo con questa torta e con le tazze di caffè, tutto preparato. Allora la sorella dice, sapete, noi prima di mangiare preghiamo, ringraziamo il Signore. Sì, preghiamo. Allora, mentre la sorella prega, Signore, grazie per questi cibi, grazie per questi fratelli, io ho i brividi addosso. In quel momento non sapevo neanche che esisteva questa cosa, lo Spirito Santo scende e battezza mio padre, mio zio e mia zia. Hanno iniziato a parlare in altre lingue, neanche sapevano che cosa era, dopo 3 settimane che andavano in chiesa. Hanno iniziato a parlare in altre lingue, è stata una cosa veramente soprannaturale, ma una conferma che non abbiamo a che fare con una religione, ma abbiamo a che fare veramente con il Dio vivente, unico vero Dio. E Dio conferma la sua parola. È lo stesso Dio, anche oggi qui in mezzo a noi. Lui è colui che ci ha fatti quelli che siamo. Gloria a Dio. E da lì poi abbiamo veramente accettato, cioè il Signore è entrato nella nostra vita. Io avevo, come dicevo, 9 anni e volevo battezzarmi. Non c'era qualcuno che mi diceva, io già mi volevo battezzare perché ero così veramente felice che quello che era successo nella nostra casa. Ero ancora un bambino, il pastore diceva, ancora sei piccolino, aspetta un pochettino. Ma non c'era nessuno che mi diceva, ti devi battezzare, devi fare questo. Io volevo battezzarmi. Sapete una cosa? Io oggi voglio servire il Signore. Io non devo, io voglio. E voglio continuare ancora. E l'entusiasmo non mi è passato. Anche se sono passati gli anni, per me è sempre un onore, è sempre un piacere. Gloria a Dio, mi sento onorato di essere servo di Dio, di essere fratello vostro. È bellissimo. Comunque, nel 1976 siamo andati in ferie, eravamo in Germania, io poi ho finito le scuole tedesche, ho fatto la terza media
tedesca, però la terza media tedesca è come la laurea in Italia, quasi. Però la mia passione era diventare meccanico. Io amavo le macchine, amavo i motori, tutto quello che era motori e macchine ero appassionato. Immaginate che a 8 anni io già salivo nella macchina di mio padre, accendevo la macchina a sua insaputa, perché se lo sapeva io già sarei in cielo. Andavo lì, spostavo la macchina ed avevo questa passione, anche quella di mio zio. Accendevo la macchina e la spostavo, era la mia passione. Così diventai apprendista, meccanico, il primo anno, poi l'anno successivo siamo scesi in Italia in ferie, ed era il 16 luglio del 1976, le date non me le posso dimenticare, ed era il 20 luglio del 1976, dopo essere stato a mare al porto di Sciacca a pescare, vi aspetto a Sciacca. Ha detto la verità Gianni, c'è un bellissimo mare e c'è un buon pesce a Sciacca, perciò venite, organizzate, fate un autobus o un aereo. Avevo finito di pescare e c'era la chiesa la sera, veramente era estate, 20 luglio, c'era molto caldo, ed ero passato da una fontanella dove c'era l'acqua per dissetarmi. E mi accostai a questa fontanella dove scorreva l'acqua per bere e c'erano 2 ragazzini che stavano giocando fra di loro, 2 bambini, dico sempre un gioco innocente apparentemente, avevano delle siringhe, le siringhe, come dei dottori, che li riempivano d'acqua e si bagnavano. Era estate, non c'era niente di male. Però non mi ero accorto che in queste siringhe c'era l'ago appeso. E uno di questi ragazzini, mentre io stavo bevendo, abbassato così, l'acqua, uno di questi un paio di metri, con la siringa fa un colpo così, e purtroppo con la pressione dell'acqua, l'ago schizza via e si va a infilzare nel mio occhio sinistro. Nel mio occhio sinistro, nell'occhio in cui ci vedevo bene. In quel momento non vi posso dire sia il dolore, non ve lo immaginate, non ve lo potete immaginare, e sia lo spavento che proprio il terrore che mi ha colpito in quel momento. Mi sono messo a gridare dal dolore, dalla paura. Tutti questi loro sono scappati, perché si sono impauriti pure loro, sono scappati via, io mi sono messo a correre gridando come un pazzo. Comunque, poi qualcuno mi ha visto, cosa ti è successo? Poi io mi sono strappato l'acqua, me lo sono tolto dall'occhio, mi ha visto questo problema, non c'è niente, c'è solo un puntino rosso. E ero scioccato, un po' traumatizzato, sono voluto andare a casa, sono andato subito a letto, che ti portiamo da qualche parte, no, sto bene, non è tutto a posto, sto bene. E invece purtroppo non è stato così, perché la notte iniziò il processo di infiammazione e già durante la notte tutto si era annebbiato e non ci vedevo più. Il problema era che non ci vedevo neanche dall'occhio destro e non vedendoci più dall'occhio sinistro era diventato un piccolo problema, perché pensavo che potevo uscire da questa situazione. Poi abbiamo trovato il medico oculista. Purtroppo questo medico oculista forse non ci vedeva bene neanche lui, non ha saputo valutare la gravità della situazione. Mi ha visitato l'occhio, dice mettici questa pomatina, vedi come va. Invece avevo bisogno subito di ricevere gli antibiotici, allora c'era la penicillina e altre cose. Purtroppo peggiorai, poi mi ricoverarono in ospedale a Palermo. Sono stati 9 giorni a Palermo, 9 giorni di inferno. 9 giorni di inferno a Palermo, perché per loro non ero un essere umano, ero un oggetto. Non vi dico tutto quello che mi hanno fatto perché è tremendo. Infatti mio padre ha messo la firma, mi hanno operato 2 volte, poi tante di quelle cose. Mio padre ha messo la firma, mi ha fatto uscire da quell'ospedale perché io dimagrivo ogni giorno, perché ero distrutto fisicamente e psicologicamente, perché un ragazzino, avevo 15 anni, ad un tratto non vederci più, la mia vita era veramente finita, sapete? E siamo andati in Germania, mio padre mi ha portato in Germania, in un ospedale, anche lì si sono presi cura di me in tutte le maniere, tutte le varie cure, hanno tentato tutto il possibile per salvarmi l'occhio, perché anche la mia storia era una storia un po' drammatica che non succedeva tutti i giorni, come tutto quello che mi era successo. Però purtroppo non ci fu niente da fare.
l'occhio era troppo infiammato e mi hanno dovuto togliere l'occhio, perché l'infiammazione poteva colpire sia il cervello, danneggiare ancora altre cose. E loro sono stati costretti a togliermi gli occhi e oggi ho un occhio. Questa è la protesi, forse non si vede, ma è una protesi, è un occhio di vetro. Però poi voglio sdrammatizzare un pochettino. Avere un occhio ha anche dei vantaggi. Dice la Bibbia che è meglio entrare in cielo con un occhio che con tutte e due. Andatene all'inverno. Il cielo già ce l'ho garantito, va bene? Cioè, appena riparto un occhio, ecco qua, Signore, tutti quelli con un occhio. No. Scherzo. Poi ho un occhio di riguardo, va bene? Con mia moglie ho avuto occhio. Piango con un occhio. Vi faccio ridere. Questo è vero. Io ho lavorato al municipio, e c'era un dirigente che anche lui purtroppo aveva un occhio pure. Anche lui ha avuto una disgrazia da ragazzino, il mio dirigente. E un giorno lui mi chiama e mi dice: Alberto, vedi che ti devo parlare a quattro occhi. E gli dice: ma chiamare a Nautro. Dobbiamo chiamare a Nautro perché è un po' difficile. Dobbiamo essere in tre. Gloria a Dio. Vedete come il Signore poi colma anche la nostra disperazione, vero? Comunque, allora non ridevo. Allora, quando tutto era finito, cioè io sono entrato in crisi, una crisi nera, perché non vedevo più né dagli occhi, neanche più il futuro. Era scomparso tutto nero. E sapete una cosa, e questo mi ha fatto paura, avevo deciso di suicidarmi. Mi volevo buttare giù dall'ospedale, era al terzo piano, questo reparto dell'oculistica, e avevo deciso di buttarmi giù, perché vedevo la mia vita soltanto un peso per i miei genitori. Quello che vedevo, i miei genitori mi devono portare in giro sempre, se non voglio essere un peso per i miei genitori. Non voglio che altri sono lì a portarmi in giro. La mia vita era finita in quel momento. E avevo deciso di buttarmi, ed ero pronto a farmi. Questo mi ha fatto paura. Poi quando stavo facendo proprio, io avevo conosciuto il Signore, vedete? Ecco che Dio ti ricorda poi in quei momenti difficili, ti ricorda la sua parola. Ti ricorda anche chi sei tu, quello che Lui ha fatto per te. E tu non puoi buttare via la tua vita. Anche se è stata una situazione drammatica, terribile, però non puoi buttare via la tua vita, perché la tua vita ancora ha uno scopo. Lui si è servito dei medici, degli infermieri che erano lì in ospedale, hanno avuto tantissima umanità nei miei confronti, tantissima umanità che mi hanno assistito. Ero solo. In Germania non è come qui che i parenti dormono. Quando ero a Palermo c'erano in una stanza, su 16 metri quadrati, c'erano 9 letti e c'erano 20 assistenti. Eravamo anche 30 persone dentro la camera, tutti che fumavano. Immaginate cosa c'era negli anni 70, che ospedale d'estate, una situazione terribile a Palermo, che eravamo bestie, vi dico. Poi fuori di fronte c'era uno che faceva casce di morte, tu guardavi dalla finestra, c'era uno che faceva le casse da morte, c'è una bella speranza quello che c'è qua, guarda fuori, già c'era quello pronto. Comunque, dopo si sono presi cura in questo ospedale perché c'era un reparto proprio per assisterti a recuperare la vista, perché l'occhio era buono, solo che era spento, era un occhio pigro. E piano piano, con tutte queste cure che mi hanno fatto, che sono rimasto ancora qualche mese in ospedale, piano piano iniziai a recuperare la vista. Piano piano, sai, iniziai a vederci piano, dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi, e poi sono uscito dall'ospedale. Però, come sapete i genitori, ora io che sono genitore, capisco quando i tuoi figli stanno male. Purtroppo mio papà era cardiopatico, aveva un problema al cuore, e che questa mia situazione, tutta questa mia
disgrazia, lo ha stroncato. Una notte del 31 agosto del 77, io avevo 17 anni, mio papà 42 anni. Una notte sento mia mamma gridare, Alberto, Alberto! E mio padre era morto. Un infarto fulminante. Io avevo semplicemente 17 anni e ho cercato di rianimare mio papà, lui era buttato a terra e io gli facevo il massaggio cardiaco per farlo riprendere. E sapete, mi sentivo lì in quel momento così inutile, così impotente, così incapace. E lì mi chiedevo, Signore, perché Signore? Perché? Sapete, tante volte tu te lo chiedi, Signore, ma perché? 42 anni, ancora nel fiore della sua gioventù, Signore, ma perché? Io non lo so il perché, però so una cosa, che tutte le cose coprono il bene per quelli che amano il Signore. Io non so tutto questo, però questo chiaramente mi ha formato, è stata una formazione per la mia vita. Io a 17 anni sono diventato padre senza essere sposato, perché avevo una sorella di 12 anni e un fratello di 5 anni. Ho dovuto prendermi cura di loro. Però dico grazie a Dio anche per questo, grazie a Dio anche per questo, perché mio padre era salvato, so che è in cielo, alla presenza di Dio, poi questa è la nostra consolazione, anche se sì, i nostri cari ci lasciano, però sono in cielo, ti posso garantire non vogliono venire più sulla terra, stanno aspettando a noi, affrettatevi, che qui si sta bene, gloria a Dio. Poi siamo rientrati a Sciacca, siamo rientrati in Italia, perché mi dicevano che mi aspettava il posto fisso, quello di che Cazzolone, vi ricordate? Era il posto fisso. Però io non conoscevo niente dall'Italia, non sapevo come funzionava qua, ero cresciuto in Germania, non sapevo niente. Non sapevo che in Italia c'era bisogno della raccomandazione per il posto, ma io non avevo nessuno che mi raccomandava. Comunque, Dio si è preso cura di me. Voglio abbreviare, voglio arrivare alla fine. Dio si è preso cura di me. Mi hanno dato un posto di lavoro all'ospedale, a un ospedale di Canicattì. Sono stato assunto come centralinista, ho fatto poi il corso di centralinista non vedente, ho imparato il braille, a leggere il braille, tutte queste cose li sapevo fare. Poi ho fatto questo corso, mi hanno assunto all'ospedale di Canicattì. Canicattì è un paese in provincia di Agrigento, che io ne sconoscevo l'esistenza. Quando mi hanno assunto ci devo andare a Canicattì a lavorare, però ero felice, c'era il posto fisso, finalmente il posto fisso. A Canicattì ero impiegato all'ospedale, ero felicissimo, ma dopo un mese e mezzo mi licenziano. E io dico, il posto fisso? Che posto fisso è? O fisso ero io, diciamo. Ma come? È un posto fisso. Sapete perché? Perché tutte le cose coprono il bene per quelli che amano il Signore. È vero che mi hanno mandato via dall'ospedale, ma dopo 6 mesi sono entrato al municipio di Sciacca, che posso dire che è molto meglio dell'ospedale, ed è a Sciacca, non dovevo fare 120 km per andare a lavorare, stavo lì, ma 5 minuti e già ero sul posto di lavoro. Perché? Perché Dio è fedele, se tu ami il Signore, Dio si prende cura di te. E tutte le cose coprono il bene per quelli che amano il Signore. È vero che la mia vita, la mia storia, ho dovuto subire tante cose, però sono andato in pensione a 53 anni. Gloria a Dio, tutte le cose coprono il bene per quelli che amano il Signore. Da 9 anni che sono in pensione. Mi hanno dato 60 anni di pensione, devo fare altri 53 anni di pensione, devo fare ancora. 51 anni. Gloria a Dio. E per questo ringrazio il Signore. Vi pare cosa poca? Posso servire il Signore a te. Qua sono sempre, posso essere in giro. Perché? Vedete, poi ci sono i vantaggi, poi Dio è fedele alla sua parola. Ma non solo questo, non è soltanto il fattore di lavoro, di famiglia, giusto? E ringraziamo a Dio sempre. Poi ho conosciuto nell'84, nel 1984, ho conosciuto mia moglie, era una ragazzina, aveva appena 15 anni, io ne avevo 24, ma neanche la guardavo a lei, perché non guardavo le ragazzine, io volevo una donna più matura. E avevo chiesto al Signore, avevo dato proprio le caratteristiche della mia futura moglie, e invece poi Dio mi ha dato la moglie giusta, non quello che volevo io, ma quello che voleva Lui. Gloria a Dio, ci siamo poi sposati lo stesso giorno con mia moglie. Sì. Coincidenza, ci siamo trovati in chiesa. Abbiamo 2 figli meravigliosi.
Poi mia moglie è bella, io non tanto, però abbiamo 2 figli meravigliosi, grazie a Dio. Però i nostri figli sono fuori, uno è in Irlanda e la femmina è a Barcellona, in Spagna. Però ringraziamo Dio. Grazie a Dio la nostra famiglia è una famiglia felice, contenta, ma nel 1995 mia moglie aveva appena 25 anni con la bambina di 6 mesi, aveva dei sintomi, gli si addormentava un po' mezzolato, poi passava. Poi un giorno ha avuto dei problemi alla vista, anche lei, una diplopia, vedeva a doppio, e abbiamo scoperto che lei ha la sclerosi multipla. Purtroppo questa patologia. E anche lì ci siamo chiesti, Signore, cosa succede? Perché? Ma noi siamo servi tuoi, Signore. Noi. All'inizio pure ci dicevano, nell'ignoranza, se tu accetti Gesù non avrai più problemi, tutti i giorni sempre il sole, sarai sempre felice. Così ci dicevano. Per attirare, noi non possiamo illudere le persone. Noi possiamo dire una cosa, nella tempesta Dio sarà con te. Quando attraverserai le acque non ti sommergeranno. Quando attraverserai il fuoco, ma bisogna attraversare le situazioni. Il fuoco non ti brucerà. Abbiamo affrontato questa situazione. Lei all'inizio non stava male perché camminava, però poi purtroppo la patologia l'ha portata ad essere qui. Io non potevo più guidare, chiaramente il sogno di meccanico, tutto quanto era svanito via. A 18 anni, anzi prendermi la patente, mi sono preso la bicicletta e camminavo con la bici. Tutti gli amici con le macchine e io avevo una bella bici sportiva. Non era bello. Però Dio si prende cura di noi. Sono andato in pensione nel 2014. E ogni anno poi lei purtroppo iniziò a peggiorare. Prima camminava ancora, però poteva guidare la macchina, è stata la mia autista per tantissimi anni e potevamo andare in giro. Anche come pastore poi bisognava, quando uscivamo, dovevo chiedere sempre a qualche fratello, ma poi c'era mia moglie che andavamo insieme. Però quando peggiorò, chiaramente divenne difficile anche uscire. Divenne un problema anche per me, perché dovevo chiedere sempre a qualche fratello di accompagnarmi. Ma non è questo il punto. Dio è fedele. Sapete, ogni anno io faccio la visita di controllo, ogni anno. Avendo un occhio solo, è giusto che lo controlliamo. E ogni anno la mia vista si è fermata a 4 decimi. 4 decimi. Avevo il Vespino qui, camminavo col Vespino, senza patente, non c'era bisogno di patente, col patentino. Poi uscì la legge della patente, il patentino, mi presi il patentino, ma allora nel 2005, quando uscì la legge, non ci voleva il certificato del medico oculista. Il medico curante ti faceva il certificato, andavi alla scuola guida e mi hanno dato il patentino. Ma nel 2015 occorreva il certificato del medico oculista, o ospedaliero oppure del medico legale. E lì io sono fregato, perché con 4 decimi sicuramente non me lo danno. E così è stato, ci ho provato. Sono andato dal medico legale, ci ho provato, vediamo, dovrei rinnovare il patentino per la via, dice venga, si sieda, dice, legga. E ho letto 4 decimi. Divento il medico legale, dice signor Toto, mi dispiace, non la posso aiutare. Per i monocoli dovrebbe vederci almeno 8 decimi. Ma se lei avrebbe letto 7 decimi, l'avrei fatto il certificato, ma non la posso aiutare. Ovviamente queste parole mi ferirono, ma mi ferirono, poverino, non c'entrava niente lui. Però io rimasi scoraggiato, infatti chiamai mia moglie, dico, purtroppo non c'è niente da fare. Posso neanche più camminare col motorino. Comunque dopo un mese, avevo la visita, quella annuale di controllo. Vado in ospedale, il medico oculista mi visita, c'è tutto a posto, poi mi fa leggere, quando finì di leggere tutte le righe, le cose, ho chiesto, ma quanto ho letto, dottore? Dice, 9 decimi. E lì io sono rimasto scioccato. Com'è possibile 9 decimi? Ma com'è possibile 9 decimi? Un mese prima 4 decimi, ora che cosa è successo?
Avevo 55 anni, io dico, ma con l'età non aumenta la vista, va a diminuire, vero? I capelli cadono e tutto, con l'età diminuisce tutto tranne che la panza. Questa non vuole finire, non vuole, no. Questa pancia, da 30 anni però che la curo. E invece a me mi è aumentata la vista, però io so una cosa, che è vero che abbiamo pregato tantissimo quando l'incidente, sapete quante chiese, quante situazioni abbiamo pregato, però posso dirvi una cosa stasera, nel Salmo 9 al verso 12 sta scritto: Dio non si dimentica la preghiera dell'afflitto. Incoraggiati stamattina, ricevi questa parola: Dio non si dimentica la preghiera dell'afflitto. Dio non si dimentica della tua preghiera. Sapete, a volte il diavolo viene a insinuarsi nella nostra mente, dice tanto che ci preghi, tanto non cambierà niente. Non dare mai ascolto a questa voce. Credi quello che Dio dice nella sua parola. Non credere ai tuoi pensieri. Non permettere al nemico di insinuarsi nella tua mente e farti dubitare di quello che Dio dice. Questa è la sua strategia. Lo ha fatto sempre, fin con Adamo ed Eva. La prima cosa che ha fatto è smentire la parola di Dio. E lo fa continua oggi. Stai attento. Fidati e credi solo in quello che Dio dice. E Dio ti sorprenderà. Mi sono fatto fare il certificato, mi fa il certificato, dottore. E lui mi ha certificato 8 decimi. Perché 8 decimi la riga l'ho letta tutta. E con questo certificato vado a scuola guida per rinnovare il patentino. Ero felice che avevo il certificato. Buongiorno, devo rinnovare il patentino. Qua c'è il certificato medico-oculista. E quello mi guarda e mi dice, ma perché il patentino? Lei non ha la patente? No, dico, non ho potuto mai conseguire la patente. Cioè, perché non ti prende la patente? Perché non si prende la patente? La prassi è sempre quella, solo che deve fare la teoria. Allora, quando mi è stato detto che io potevo prendere la patente, e il mio sogno era diventare meccanico, il mio sogno era guidare, fare, cioè, e non l'ho potuto fare. Vi posso dire una cosa, quando una cosa tu non la puoi fare, la vuoi fare sempre di più, perché le cose che non puoi fare sono quelle che ti piacciono di più. Sapete cosa faccio io in chiesa? Quando se ne vanno? Dico, senza salutare a nessuno, e loro si salutano. Mi dice saluta e se ne vanno. Non salutate a nessuno e si salutano. Scherzo. Quando mi è stato detto che potevo prendere la patente, io non sono cattolico, però in quel giorno ho sentito le campane di San Pietro suonare. Ding, veramente per me è stato qualcosa di impensabile, qualcosa... Voi dovete medesimarmi un po' che la mia vita è stato qualcosa che veramente ha dato speranza, gioia e gratitudine a Dio per la mia vita. Mi sono iscritto alla scuola guida, ero l'unico 55enne in mezzo ai 14enni e 18enne, tutti i ragazzini, ero il vecchietto, però grazie a Dio mi sono preso la patente. Sapete una cosa? Sapete come mi sono preso la patente? Dovendo studiare. Ho studiato notte e giorno, pensavo che era facile prendere la patente, sai che ci vuole? Lo stop lo conosco, la precedenza lo so, quella doppia riga non si sorpassa, che ci vuole? Oh, 6.000 domande mi hanno fatto e ne potevo sbagliare solo 4. Studiato notte e giorno, mia moglie era testimone, notte e giorno mi sono scaricato l'app e facevo questo, così. Pensavo che era facile. E sono convinto se doveste riprendere la patente oggi, meno male che non ci fanno fare l'esame. Gloria a Dio, grazie a Dio. Sono preso la patente, grazie a Dio. Vedete, Dio è fedele. Oggi guido la macchina, è da 8 anni che guido la macchina. Gloria a Dio, ma anche ho potuto guidare la moto. E io ringrazio Dio per questo. Pensate che Dio l'ha fatto perché io sono bravo, perché sono buono? Dio è buono. Lui è buono. E Lui se l'ha fatto con me, lo farà anche con te. Lo farà anche con te. Però tutto questo che mi è successo, sapete, tutta la mia vita, mi ha portato a una cosa. Tutto questo processo che è successo a me, come dicevo, un processo di formazione e di trasformazione. Perché anche il ruolo che Dio mi ha affidato come pastore, e io dico sempre, per chi deve dare qualcosa agli altri, prima la devi vivere tu. Se tu non hai vissuto una difficoltà, come puoi dire agli altri ti capisco? Come puoi dire agli altri ti capisco? Se tu non l'hai vissuta. Sapete perché Gesù è dalla nostra parte? Lui è il nostro avvocato e non il nostro giudice? Perché Gesù si è fatto uomo. E lui da uomo
ha vissuto tutte le nostre debolezze, Lui ha vissuto tutte le nostre fragilità e conosce le nostre fragilità. E Lui non è venuto per puntare il dito, Lui ha detto: io non sono venuto per condannare, ma sono venuto per salvare. Gloria a Dio, gloria a Dio. Questo è il punto. Nella mia vita, quello che è successo a me, è proprio stato un processo, affinché io possa anche capire, posso immedesimarmi, qualcuno che ha un problema, qualche cosa, posso dire: io l'ho vissuto. E le parole avranno un altro effetto. Le parole hanno un altro effetto, perché tu che l'hai vissuto sai il problema che sta attraversando. È una formazione, è una trasformazione. E io ringrazio Dio. Sapete, anche se io vedo mia moglie è sulla sedia a rotelle, noi ringraziamo Dio lo stesso. Questo non ci porta a non amare Dio. Io e mia moglie, noi abbiamo stabilito che ameremo il Signore sempre e comunque. Sempre e comunque. E non solo qui, sapete, l'anno scorso, nel mese di aprile, vi dicevo io ho un figlio che vive in Irlanda, ha 33 anni. L'anno scorso, in aprile, mio figlio aveva dei piccoli problemini, piccole cose, abbiamo scoperto che anche lui ha la sclerosi multipla, pure lui. E tutto questo ci ha un po' così, Signore, Dio non manda le malattie, Dio è un Padre misericordioso, Dio non manda le malattie, Dio permette le cose, perché tutte le cose coprono al bene. Io non so perché questo sta succedendo nella nostra vita, ma mi fido di Dio. Dico: Signore, ma perché? E poi il Signore mi ha detto una cosa, vedete, Lui mi ha risposto. Mi ha detto: tu sei un pastore, tu sei il pastore, non è il padrone della Chiesa, ma è il modello della Chiesa. Tu sei l'esempio della Chiesa. Io non parlerò attraverso le tue parole, io parlerò attraverso la tua vita. È la tua vita che parlerà alle persone. Vedete, se oggi sono qui, vi faccio anche sorridere, potrei stare qui a lamentarmi, a disperarmi, a dire: ma chi me lo fa fare, ma che Dio sto servendo, Dio che permette tutte queste cose. Io invece, io so in chi ho creduto. Io so che Dio continua ad amarmi perché Lui è amore. Lui non ama, Lui è l'amore, l'essenza dell'amore, Lui è. E in tutto questo ci vedo il suo amore. In tutto questo io vedo l'amore di Dio. E poi concludo. È facile amare Dio quando le cose vanno bene, vero? Ma proprio nei momenti difficili si vede di che pasta sei fatto, cosa c'è dentro di te. È un pasto che abbiamo sposato con mia moglie, il pasto dei 3 giovani, Sadrach, Mesach e Abednego. Vi ricordate quando furono minacciati? Se voi non vi piegate alla statua, sarete buttati nella fornace ardente, in mezzo al fuoco, e furono minacciati per questo. E furono portati davanti al re Nebuchadnezzar, il quale disse ai giovani: perciò non volete piegarvi alla mia statua? Sapete chi sono io? Sapete che io ho il potere di buttarvi nella fornace e sterminare la vostra vita? Cosa risposero loro? Il Dio che noi serviamo, e questo lo devi dire pure tu, il mio Dio, il quale io servo, il Dio il quale io servo. Attenzione, non è il mio Dio che il quale io sto col reddito di cittadinanza, il Dio che il quale io servo. È potente da liberarci dalle tue mani, o Re, ma la forza sta dopo. Ma anche se non lo fa, non cambia niente. Io posso dire una cosa: io credo nei miracoli, io ci credo nei miracoli perché sono una prova vivente. Ma anche se non succede niente, non cambierà niente. Io e mia moglie, io e la casa mia serviremo il Signore. Io e la casa mia, noi ameremo il Signore sempre e comunque, in qualsiasi situazione. Questo credo che possa essere, deve essere un incoraggiamento per tutti quanti noi. Io non ho scelto Dio per convenienza. Io non ho fatto un patto con Dio. Lui ha fatto un patto con me. Lui ha fatto un patto con me. Perché io non so mantenere i patti. Nessuno di noi sa mantenere i patti. Non ho fatto un accordo con Dio. Tu mi fai questo, io ti faccio questo. Io ho riconosciuto la grazia di Dio nella mia vita. Io ho riconosciuto il suo amore nella mia vita. E gli sarò grato sempre e comunque in qualsiasi situazione. Io sarò sempre grato, riconoscente a Dio per qualsiasi situazione. Perché? Perché io so che tutte le cose coprono al bene per quelli che amano il Signore. Amen, gloria a Dio. Se tu stai attraversando una difficoltà, ami il Signore,
stai sereno. Vedete, sono qui, siamo qui per benedirvi, per prendere le vostre benedizioni e Dio non ha finito ancora con noi. Dio ancora si userà della nostra vita. E dice la Bibbia che il bello deve ancora venire. Questa è la cosa meravigliosa, il bello è ancora davanti a noi. Gloria a Dio! Amen, gloria a Dio. Voglio che ci alziamo in piedi. Se tu sei grato a Dio in questo momento, diglielo. Dici grazie Signore. Grazie Signore, non perché grazie Signore, ma perché riconosci un po' quello che siamo. Tu sei quello che sei per grazia di Dio. Riconoscilo questo. E se lo sei tu, anche il fratello o la sorella che è accanto a te ha ricevuto la stessa grazia, lo stesso amore come l'hai ricevuto tu. Per questo è importante che noi ci apprezziamo, che noi ci benediciamo gli uni agli altri, stimiamo. Gesù dice: da questo riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Ami Dio? Amiamo Dio? Ama la Chiesa. Ama tuo fratello, ama tua sorella. Se dice io ti amo nell'amore del Signore, lo conoscete? Cantare. Possiamo cantare? Mentre noi cantiamo questo canto, abbracciatevi, salutatevi, abbracciatevi. Marito e moglie non vale. Uscite dal vostro posto, abbracciate qualcuno. Vi ricordate quando ci prendevamo a gomitate in chiesa? Ora che possiamo riabbracciarci, io desidero proprio questo, fatemi felici, voglio vedervi abbracciati gli uni agli altri, stimatevi, ditevi parole d'amore, ditevi parole belle, ditevi di quanto ci tenete alla persona, a questo fratello, di quanto siete fieri di appartenere a questa comunità e quest'uomo speciale. Gianni è una persona speciale. Noi da quando ci siamo conosciuti è stato amore a prima vista, però non siamo dall'altra parte, diciamo Io stimo quest'uomo da sempre e lui mi sta dimostrando il suo grande amore, perché tutto questo è anche la sua stima, la sua fiducia, perché permettere anche a predicare nella Chiesa non è semplice, però io ringrazio Dio per quest'uomo. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Allora, volete abbracciarvi dai vostri posti, abbracciatevi tutti quanti, tutti. Nessuno che esce da qui senza aver abbracciato 150 persone.